Gentili telespettatori, ben ritrovati a Rosso e Nero. Nelle città crolla l'affluenza, così titola oggi il Corriere della Sera in attesa di riconoscere nel pomeriggio l'esito dei ballottaggi. Non c'è dubbio che andiamo sempre meno a votare, ma perché? Disaffezione per la politica, sfiducia nei partiti, questa è la versione corrente più accreditata, che però viene rovesciata dal politologo Roberto Dalimonte, il quale sostiene che il dato è positivo perché si è ridotto al minimo il voto di scambio. In sostanza Trapattoni direbbe che non c'è più trippa per gatti e quindi non si possono più comprare i voti promettendo posti di lavoro ai figli, favori, appaltini, appaltoni, gratifiche di vario genere, insomma. E quindi per questo motivo la gente andrebbe sempre di meno a votare. E sarebbe positivo però, sostiene Dalimonte. Allora dai, voi cosa pensate? Perché non andiamo a votare? Ma confermo quanto lei dice, cioè è vero, come diceva Dalimonte, che c'è un'evoluzione comunque anche in atto, per cui i cittadini, come in tutti i paesi anche occidentali, tendono ad andare a meno a votare. Però è altrettanto vero che poi dipende anche dalle situazioni, dai momenti. Faccio un esempio, un paese come gli Stati Uniti d'America. Rimostriamo quel titolo, regia, scusatemi, perché mi scusi un momento, perché da dov'è? Vediamolo. Allora, ma il calo dei votanti non è per forza un male. Ecco, vedete, questa qui è l'intervista che mi pare fa il Corriere della Sera con Dalimonte. Prego, mi scusi, Busati. No, dicevo, gli Stati Uniti d'America, notoriamente un paese in cui non c'è una grande affluenza al voto, però tutti ricorderete che le prime elezioni presidenziali dopo l'11 settembre 2001, le elezioni del 2004, hanno visto la partecipazione dell'80% degli americani che sono andati a votare per il presidente in controtendenza. Esatto, si rilega i dati perché credo che fossero 60 massimo, perché di solito veniva eletto col 50%. Nel 2004 c'è stato un dato in controtendenza che ha visto quasi l'80% degli americani. Approfittiamo della pausa pubblicitaria e andiamo a verificare i dati delle elezioni. E un'altra cosa, per esempio, faccio un piccolo esempio, questo è un esempio macro, un piccolo esempio piccolo, per esempio il Comune di Treviso che sta andando a votare è in controtendenza perché ha un dato di affluenza in realtà molto molto migliore rispetto agli altri comuni. Ma voglio andare anche a vedere il futuro. Io sono convinto, per esempio, che quando andremo a votare il referendum per l'indipendenza del Veneto, sicuramente ci sarà un grande trasporto dei cittadini veneti. Dalimonte però fa un esempio che secondo me è molto interessante. Fa un confronto tra le preferenze espresse alle elezioni regionali. Allora, in Lombardia solo il 13% ha scelto di votare la preferenza. In Calabria, sapete quanti? L'80%. Significativo. Come spieghiamo questa differenza enorme di voto di preferenza tra la Calabria e la Lombardia, se non con un'attesa di un voto di scambio, cioè di ottenere qualcosa, o no? O abbiamo un'altra, oppure bisogna dire che i calabresi sono molto più attenti dei lombardi, partecipi, entusiasti di dare l'adesione, o no? Insomma, come lo sia? Lombardia 13% esprime la preferenza, Calabria l'80%. Dai, commentatemi questo dato. Ma è evidente, probabilmente in Calabria c'è un'aspettativa da parte dei cittadini di maggiore efficienza da parte del sistema politico perché viene finanziato con i soldi nostri e quindi è evidente che anche il cittadino partecipa perché da questo punto di vista, grazie al furto dei soldi dei veneti, dei lombardi, delle tasse che vengono raccolte qui e non tornano sul territorio, anche i politici calabresi hanno più strumenti a disposizione per dare una risposta ai cittadini che quindi trovano un'efficienza nel sistema politico a dargli una risposta. Sì, ma è un po' ironico. Sono ironico, ma è un dato di fatto, è un dato di fatto perché effettivamente molti. Il problema, secondo me, di questo dato di affluenza non è il fatto che poca gente vada a votare, ma è la differenza rispetto alle elezioni precedenti, cioè è il calo drastico dell'affluenza, non è il fatto che noi ci siamo adeguati ad altre percentuali di altri paesi, ma è che in un tempo relativamente breve tanti cittadini non vanno più a votare. Questo vuol dire che quei cittadini non è che sono maturati e si sono rifatti a un modello tedesco ma questi cittadini qui non trovano più una risposta alla politica. Ancora le politiche del 2008
giusto, l'affluenza è stata dell'80%, la partecipazione al voto è stata dell'84%, sì. no? Quindi si potrebbe dire che dal 2008 al 2013 abbiamo perso il 9%. Queste persone nella politica non trovano una risposta. Perché non andiamo a votare? Vorrei leggervi un altro passaggio di questo politologo, Roberto Dalimonte, che dice Busato: un alto livello di partecipazione non è necessariamente una cosa buona e viceversa un basso livello di elettori che infilano le schede nell'urna non è qualcosa di deprecabile. Assolutamente. Rovescia un po'. No, ma sono d'accordo, io faccio l'esempio, sempre perché poi gli esempi secondo me aiutano a capire. La Svizzera, la Confederazione Elvetica, un paese notoriamente con cittadini anche responsabili, attenti, coinvolti, hanno addirittura l'utilizzo della democrazia diretta, vale a dire attraverso il referendum i cittadini vanno a limitare il potere dei politici, a decidere le politiche. Beh, le percentuali di affluenza ai referendum, ne fanno una ventina all'anno, sono dell'ordine del 20-30%. Questo non vuol certo dire che gli svizzeri sono irresponsabili, che non partecipano, che sono un paese retrogrado, anzi sono un paese più evoluto, sono un paese probabilmente per molti aspetti più responsabile, al quale per esempio molti, io per esempio, e molti anche di Indipendenza Veneta si rifanno come modello anche per la futura nuova Repubblica Veneta. Ma da questo punto di vista sicuramente il dato dell'affluenza significa probabilmente il contrario, che c'è una popolazione più evoluta che alla politica si interessa di meno, anche perché i politici possono fare meno danni rispetto a quelli che possono fare qui. Sì, ricordiamo che mentre da noi sapete che c'è il quorum, no? Se non partecipa il 50% il referendum non è valido, in Svizzera non c'è questo quorum, anche il 20% è valido anche in senso propositivo. Gli assenti hanno sempre torto, si dice. Perché la signora dice al di là, come dire, dell'assistenza di quello che può darti lo Stato, però devi sentirlo attorno a te, devi avere questo senso di appartenenza. No? Secondo me noi stiamo ragionando su una situazione quasi pensando sia una situazione normale, però mentre eravamo qui in trasmissione scorrevano dei numeri oltre a quelli dell'affluenza, li avete visti di tutti penso, che sono dei numeri molto più preoccupanti del calo dell'affluenza. Sono numeri di un'economia di guerra che stiamo vivendo, con una produzione industriale che nell'ultimo anno è calata del 2,4% e una produzione industriale che è calata del 4,6%. Questi sono numeri che si vedono solo durante le guerre. Cioè noi stiamo vivendo una guerra sebbene le nostre strade non abbiano crateri e non ci siano bombardamenti. Dopo una guerra, durante la guerra certe volte c'è l'aumento della produzione. Sì, perché c'è vogliamo essere proprio positivi. Allora, questo fenomeno è un fenomeno assolutamente straordinario, un fenomeno assolutamente eccezionale che stiamo vivendo, e questo secondo me dimostra l'eccezionalità anche, come dicevo prima, di questa accelerazione, di questa differenza in pochi anni nell'affluenza. Quindi c'è quasi sicuramente una disaffezione del voto, ma secondo me è una disaffezione fondamentalmente per un motivo semplice. Va bene, ma anche qui la cosa è controversa, perché puoi pensare che in un paese come ha citato lei, con un benessere diffuso come la Svizzera, sei meno motivato a partecipare al voto, e potresti pensare che invece proprio se sei in una crisi profonda, eccetera, sei più motivato ad andare a votare. Ma in quel paese non ti serve il voto, perché tu come cittadino hai dei poteri e delle possibilità di fare quello che è la tua attività personale ma anche imprenditoriale molto più ampie, e la politica ha dei limiti. Qui da noi effettivamente il voto era importante, da un lato perché c'era un sistema assistenzialistico per cui favoriva il fatto che tu andassi a votare perché ti dava il posto di lavoro eccetera, e oggi con la grave situazione finanziaria che vive questo paese questo fenomeno non c'è più, o è in calo o è presente solo in alcune limitate situazioni. Dall'altro è altrettanto evidente però che qui chi viveva e votava per una fede, per una passione, non ce l'ha più, perché a tradirlo sono stati veramente i partiti con i risultati fallimentari che sono testimoniati a questa economia di guerra. Secondo noi, proprio, e qui voglio cogliere perché c'è un'analisi che comunque ci accomuna, tutti hanno detto che il sistema non funziona. Cioè, secondo me è proprio questo il problema. Noi dobbiamo come politica dare una risposta in termini sistemici. La nostra risposta è di partire dal Veneto. Ok, però guardate che